L'addio a 2 settimane esatte dalla sua tragica morte. La famiglia e gli amici di Michael Boschetto si stringeranno alle 10 di domani mattina nella chiesa di Taggì di Sopra, Villafranca Padovana, per l'ultimo saluto al 31enne ucciso con una coltellata al fianco da Giacomo Friso. Era l'alba di sabato 27 aprile quando quest'ultimo, 34 anni, vicino di casa di Michael Boschetto, lo ha coltellato al fianco al termine di un violento litigio. A trovare Boschetto, ormai esangue, la fidanzata che stava rientrando dal lavoro. La fuga di Friso era durata pochi minuti. Dopo aver capito la gravità della situazione, Giacomo Friso aveva tentato di fuggire, inseguito e bloccato da un ispettore della Digos di Padova fuori servizio che lo aveva consegnato ai carabinieri. Attorno alla famiglia di Michael Boschetto, domani nella chiesa di Taggì si stringeranno i tanti amici accorsi anche in quel tragico sabato mattina in via Gomiero, increduli e disperati per la sua drammatica scomparsa.